Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 25 settembre e do il benvenuto a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Salutiamo anche Falk, ben trovato, un saluto da Colonia e grazie Davide, membro da un Grazie, mese, nostro mitico. abbonato. Grazie davvero. Mitico. Salutiamo anche Magico Cagliari, ciao da Vienna, che sta venendo per vedere Cagliari Inter. E vediamo, lo stadio, possiamo dire, io sarò fuori. Vediamo come va il collegamento. Questo è la prova del 9 sabato. Speriamo di festeggiare una bella vittoria. Quindi saremo tutti ben contenti. Cagliari Inter, vogliamo bassi. Quello sempre, umili sempre. Rossana, peccato non poter mai partecipare alla diretta, sono al lavoro la mattina. Vabbè, le puoi riprendere comunque post, chiaramente. Capiamo benissimo Fra che di mattina, insomma, chi è al lavoro non può assolutamente seguirci, ma ci metti nel telefonino basso. Non dare Così non dare queste brutte idee, io mi dissocio, te l'ho già detto. Quando tu hai queste iniziative carbonare, mi devo dissociare perché poi vengono a cercare me, capito? Quindi certo, necessariamente mi devo... L'assist è per quello. Allora, stamattina, Fra, di cosa parleremo? Parleremo di Inter ovviamente, ma anche di Cagliari, visto che sarà ospite l'amico e collega Riccardo Spignesi, che oltre che per l'Unione Sarda, per lavorare per l'Unione Sarda Online, è anche direttore di internews.it, mi pare, sì. E quindi chi meglio di lui per raccontarci un po' questo inizio in qualche modo tribolato, anche se poi mi fa sempre sorridere parlare di inizio tribolato per una squadra come l'Inter che alla prima di Champions vince bene, insomma, però effettivamente è un inizio che forse anche nell'ambiente nerazzurro sta lasciando un po' di dubbi e siccome appunto noi non trattiamo l'Inter quotidianamente, è giusto avere anche info e soprattutto il polso della situazione da chi c'è dentro, e poi parleremo di motori, parleremo con Maria Nicoletta Floris, ovvero la ragazza del motorsport, content creator sarda, che insomma in questi anni si è ritagliata uno spazio sui social per il racconto appunto dei motori. Sta andando praticamente a tutti i Gran Premi di Formula 1, insomma, quindi ci spiegherà un pochettino anche questo, ma è anche una grande tifosa del Cagliari, anche l'altro giorno era in tribuna per la Coppa Italia, insomma, e quindi così. Ringraziamo Fac, nuovo membro di YouTube. Allungala molto là, perché allungala molto là, bravo. Vero, non vorrei che poi ci fosse qualche algoritmo strano di YouTube che poi ci penalizza perché dici parolacce in inglese. Ecco. Esatto. Ciao Roberto, ben trovati. Ciao Bilanci Zio, che ci chiede una piccola divagazione. Bilancizio, non Bilanci Zio. Bilanci, perché Fabrizio e quindi Bilancizio. È lo zio di Bilanci.
Allora, scusate, piccola divagazione. Il prossimo mercato di Fanta 131 sarà direttamente a gennaio? No, perché ci sarà un mercato aperto a ottobre. Abbiamo deciso questo visto anche i tanti infortuni. Mentre poi per gli abbonati ci sarà comunque la finestra di novembre, poi febbraio e poi per gli abbonati ci sarà anche un'altra finestra a marzo. E poi chiudiamo. Quindi, il campionato è Esatto. ancora lungo. Mi piace lo zio dei bilanci. Vedi? In realtà è una cosa legata a Twitter, insomma. Ma Luca Di Leonardo non frequenta Twitter, Fabio. No, insomma. io frequento solo X. Ma anche X, cioè, non sei molto Grazie sul mille, pezzo, Seba. ma va bene, vabbè. ma va bene. Allora, Sì, tra ci l'altro, chiede Davide, sì, sì. potesse mettere su Spotify stile podcast anche le altre rubriche, ad esempio Cagliari Social Arena? Sì, dalla prossima, magari visto che l'ultima ha avuto qualche piccolissimo problema di audio non dipendente da noi, ci tengo a sottolinearlo nuovamente, ma penso che non ci siano grossi problemi, semplicemente bisogna farlo, cioè bisogna mettersi Esattamente. e farlo, e si può fare. Si può fare tutto, guardate, tanto alla fine, se c'è volontà, si può fare tutto. Va bene, vedi? Grazie Paolo, nuovo membro, grazie per la compagnia. Grazie Paolo, grazie davvero. HC, possiamo dire così. Uno speciale sulla storia delle maglie del Cagliari, ci sono molti appassionati, ma allora, questo assist di Seba mi permette di affrontare un po' il discorso contenuti extra che stiamo cercando un po' di strutturare proprio per il discorso abbonati, anche per stimolarvi in qualche modo ad abbonarvi al nostro canale, dandovi qualcosa di più, di ben fatto, cioè non che le cose gratuite non siano ben fatte, sia chiaro, però ecco, diciamo, per fare quel salto in avanti anche a livello qualitativo, soprattutto dal punto di vista tecnico e quant'altro. Stiamo lavorando tanto sull'ideazione e sulla poi la realizzazione di vari contenuti. Questo potrebbe essere un tema interessante, Assolutamente, che anzi, insomma, accolgo volentieri come possibile spunto. Vediamo, insomma, secondo me è una cosa che si può anche realizzare trovando le persone giuste, ecco, per poter poi sviluppare questo tema. Nel frattempo vedo che c'è già in backstage il nostro Riccardo Spignesi. Faccio un ok, Ricky, ci sei? ma sì, lui è pronto, grande Ricky. Guarda che bello la mattina. Questa è una parola, sono dichiarazioni da cui dissociarsi anche queste. Ovviamente direi proprio. Ma ce l'hai le cuffiette, Ricky? Sì. Mettile, perché sentiamo il ritorno delle nostre parole, e soprattutto poi quando si ascolta su Spotify è un po' brutto. Ciao, perché Gabriele. dovete sapere che poi io mi metto a riascoltare, non è che poi lasciamo tutto così al caso, insomma. Togliamolo nel frattempo che Ricky ci mette le cuffiette, guarda. Dai, lo rimettiamo Perché dopo. così, esatto. E nel frattempo, tanto lo faremo rientrare a brevissimo, ci andiamo ad ascoltare le parole di Andrea Belotti ieri, ovviamente un estratto perché la conferenza è stata quantomeno corposa, non so quanti di voi ieri poi sono riusciti a recuperarsela integrale su YouTube, ma insomma è stata una conferenza abbastanza lunghetta, ecco, diciamo così. Quindi abbiamo un estratto di 3 minuti che poi commentiamo anche con Riccardo. Buonasera a tutti, diciamo che è stata una serata perfetta, perché vincere e dico anche convincere, a prescindere dai 2 gol, che sicuramente sono contento di averlo fatto, grazie anche all'aiuto dei miei compagni. Penso che la cosa più bella di Lecce sia stata di come abbiamo interpretato la partita.
perché nonostante siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti, la squadra è comunque rimasta concentrata su quello che doveva fare e penso che poi nell'arco dei 90 minuti si sia visto. L'accoglienza della prima partita non mi aspettavo che i tifosi mi chiamassero sotto la curva. Ecco, quella è stata una cosa molto, molto emozionante che mi ha un po' anche toccato dentro, cioè mi ha fatto molto piacere e devo dire che mi ha fatto capire proprio l'importanza di una tifoseria che tiene quasi ad ogni giocatore e che sono pronti a dar tutto per noi. Ma io penso un po' che per il mio modo di giocare io cerco di dar tutto in campo e anche andare oltre tante volte, perché io, come ho detto anche prima riguardo ai gol, così è normale che un attaccante voglia far gol, ma se c'è un'occasione per far segnare un mio compagno, per far vincere la squadra, allora vado sicuramente in quella direzione. Io tendo sempre a dar tutto affinché la mia squadra vince e non avere mai nessun tipo di rimpianto. Sì, diciamo che è una cosa totalmente diversa. Ho avuto, c'è stata quella parentesi di Como, che alla fine, essendo una neopromossa, l'obiettivo ovviamente era la salvezza. Certo, quando poi giochi in Fiorentina, Roma, Benfica, sono tutte squadre che lottano per vincere, lottano per posti alti, però quando capisci di arrivare in una squadra come il Cagliari, che sicuramente l'obiettivo è di salvarsi, ti devi calare nella parte, ma nel senso che il tuo obiettivo è sempre quello di vincere. Non è che perché giochi per la salvezza o giochi per un altro tipo di obiettivo non pensi alla vittoria in un modo diverso, così la vittoria è una, quindi tu devi fare comunque tutto il possibile per arrivarci. Eccoci qua, ben trovato Ricky. Ciao, buongiorno di nuovo. Decisamente meglio, direi, senza il ritorno. Allora, chiedo subito, perché con te dovevamo parlare di Inter, ma ovviamente parliamo anche di Cagliari, visto che sei assolutamente sul pezzo. Più per il fronte ovviamente Unione Sarda che per il fronte interno, su questo credo che sia abbastanza scontato. Hai visto, immagino, tutta la conferenza di Belotti, cioè l'hai recuperata, ecco. Sì. Chiedo anche a te un commento, perché io e Luca chiaramente eravamo lì, ne abbiamo già parlato quando si rientrava in macchina dallo stadio. Un Belotti voglioso, un Belotti allo stesso tempo umile, però nonostante porti con sé un curriculum insomma non assolutamente di secondo piano, che però poi ha detto anche una frase che a me è rimasta impressa, perché in tanti gli abbiamo chiesto Cagliari come opzione, come occasione di riscatto, soprattutto dal punto di vista realizzativo dopo le ultime stagioni, e lui ha detto occhio però, perché se con la Roma e la Fiorentina avessimo vinto le coppe, quindi Coppa UEFA, cioè Europa League con la Roma e Conference con la Fiorentina, perse entrambe in finale per un'inezia o quasi, ha detto il giudizio sarebbe stato diverso. Ecco, quindi ti chiedo anche un commento sulla conferenza di Belotti. Sì, lui è arrivato molto carico già dal primo giorno, si è messo subito a disposizione del Cagliari, poi appunto l'umiltà è un po' quello che contraddistingue quello che sta facendo anche Pisacane come esposizione a livello mediatico prima e dopo le partite, perciò non era assolutamente una stranezza che ribadisse l'obiettivo primario, la salvezza, eccetera, eccetera. Quello che dicevi tu adesso è vero, perché ha detto che è arrivato a un passo da tutto sostanzialmente. Lui ha fatto 2021 la finale degli europei vinta, 2022 la finale di Conference League, 2023
la finale di Europa League con la Roma persa, 2024 la finale di Conference League con la Fiorentina persa. Sono state due finali, quelle perse, che le sue squadre non sono riuscite a vincere in maniera rocambolesca. Ricordiamo quella della Roma con il famoso rigore che non era stato dato, quella della Fiorentina con l'ultimo minuto che era stato sostanzialmente fatale per i Viola. Però lui è un giocatore che effettivamente viene da 3 stagioni che non sono state positive, non solo come Fiorentina, ma anche le parentesi con Como e Benfica l'anno scorso, anche se poi al Benfica aveva fatto solo qualche mese, però è pur sempre andato al mondiale per club, che era una grande vetrina, si è fatta espellere. Quindi parliamo di un giocatore che effettivamente aveva bisogno di rilanciarsi. In queste prime partite al Cagliari ha mostrato decisamente un atteggiamento propositivo, differente, con tanta voglia di incidere. Ha subito segnato, e questo per un attaccante è sempre qualche cosa che dà immediata fiducia. Ha subito dato un impatto anche alla partita contro il Parma, dove si vedeva, lo vedevamo, eravamo allo stadio, che non era ancora in condizione, era ben lontano da una condizione accettabile, ma era anche normale, perché parliamo di un giocatore che era fuori dal giro del coma, che aveva passato comunque ai margini tutta l'estate, però aveva fatto vedere tanta voglia di dare una mano alla squadra. Ci è riuscito, poi a Lecce ha segnato. Martedì giustamente era anche ovvio che riposasse, che lasciasse il posto ad altri giocatori, e questo poi è anche servito per esempio a Borrelli per sbloccarsi. Vediamo adesso sabato, chiaramente ce l'aspettiamo titolare di nuovo, però è l'elemento che magari arrivato all'ultimo giorno di mercato, sostanzialmente negli ultimi minuti. A me aveva colpito anche quello che aveva detto Pisacane venerdì, e che poi ha ribadito lui ieri sul passaggio della telefonata, dove comunque ha mostrato tanta voglia di andare a Cagliari, quindi ha dimostrato che non è stata una scelta così dell'ultimo momento, che ah sì, c'è questa opzione, il Cagliari cerca un attaccante, ci vado, vediamo come va, ma è stato lui a voler dire ah sì, preferisco andare al Cagliari, c'è questa possibilità, facciamo in modo che succeda. Perfetto, io ne approfitto, Ricky, perché prendo un commento di un nostro abbonato Davide e dice: ho apprezzato il fatto che Belotti abbia subito portato la famiglia, gran segnale che lui non si sente di passaggio qui ed è determinato a restare a lungo. Questa è quasi una novità, perché comunque noi, ahimè, negli ultimi anni Cagliari è stato una sorta di passaggio. Ok, un giocatore come Belotti con la sua esperienza, è vero che negli ultimi anni ha diminuito il suo rendimento, però parliamo sempre di un giocatore che, se bisogna valutare la rosa del Cagliari, è uno dei giocatori con più esperienza, capitano, bandiera del Torino. È anche una domanda che gli ho fatto ieri, cioè il Cagliari comunque ha tanti giocatori leader all'interno, e questo per una squadra che lotta per la salvezza è sicuramente un valore aggiunto. Non tutti hanno un Gallo Belotti in attacco, Ricky. Sì, questo rispetto agli altri concorrenti per la lotta a salvezza è un esempio abbastanza lampante. E il Lecce che abbiamo visto venerdì, che in attacco Sturic praticamente non l'ha mai presa, Camarda ancora non si è sbloccato, ed è comunque un ragazzo molto giovane, di fatto la sua prima esperienza nei grandi. Avere uno come Belotti, avere anche uno come Esposito, che è pur sempre un 2002, ma ha debuttato quando era sedicenne, poco più, non aveva ancora compiuto 17 anni, ed era la stagione 2018-2019. Sono giocatori che comunque una loro storia anche a livello aggiuntivo, non solo in campionato, ma anche Belotti, appunto, come ho detto prima, viene comunque da qualche mese al Benfica, dove l'ha finita giocando il mondiale per club, quindi una grande vetrina. Sono qualcosa che le altre squadre possono non avere. Io dicevo durante il mercato che il Cagliari stava comprando tanti giovani, buoni, comunque con tanta prospettiva, con tanta voglia di imporsi, Esposito, Borrelli, Chilizzoi, anche Palestra. Mancava magari quel giocatore
che poteva essere in grado in certe partite di prendere la squadra per mano, di portarla al risultato, o magari, se c'era già il risultato, in grado di tenerlo, in grado di calmare la situazione. Quello che a livello proprio di calmare magari non si può chiedere a uno come Mina, che ha un carattere più forte, più deciso, e magari può essere Belotti adesso, visto l'impatto che ha avuto. Può essere proprio lui, il giocatore che comunque è arrivato in extremis, con un curriculum di rilievo, con 3 anni dove non erano andati benissimo. Magari, se l'impatto è così, se prosegue così, se rimane dal punto di vista fisico, lui comunque nelle sue presenze le partite le ha fatte, soprattutto al Como. Comunque l'anno scorso giocava quasi sempre, poi magari giocava poco, non giocava tutti i 90 minuti, però aveva fatto una ventina di presenze. Al Benfica, da quando è arrivato, lo stesso. Quindi comunque dal punto di vista fisico lui non arriva da una stagione che può essere stata ricca di infortuni, come può essere stato per altri giocatori che sono arrivati a Cagliari, che non solo quest'anno ma negli ultimi anni. Perciò potrebbe magari dare un valore a questa squadra, che è molto giovane, in tanti elementi potrebbe dare quel plus di esperienza che non era così scontato che il Cagliari riuscisse a inserire in questo mercato. Guarda. Fra? Ricky, parliamo di Inter. Che dici? Ci accompagni in questo avvicinamento alla sfida di sabato sera? Dicevamo prima quando stavamo iniziando, un inizio di stagione particolare per l'Inter. È chiaro, insomma, il cambio di allenatore, il mondiale per club, comunque gli strascichi della finale di Champions persa in quel modo, probabilmente hanno generato, poi ci dirai tu, questa è la mia convinzione dall'esterno, hanno generato una specie di, come ti posso dire, di blackout tra società, tifoseria, addetti ai lavori. Cioè, io fino all'anno scorso avevo sempre ritenuto l'Inter la società più solida e la squadra più solida della Serie A. Al netto poi di tutto, insomma, di un Napoli sicuramente da quando è arrivato Conte, che ha fatto un salto in avanti importante, e lo abbiamo visto anche in questo avvio di stagione. Però ecco, da fuori mi sembra che spesso ci sia nell'ambiente nerazzurro, non so se una sorta di lamentela, perché comunque ci si era abituati a uno standard elevatissimo, e all'inizio di questa stagione molti degli elementi di quello standard stanno in qualche modo venendo meno. C'è stato anche un mercato, secondo me, comunque importante, che ringiovanisce una squadra che sappiamo essere una delle più anziane, fondamentalmente, soprattutto nell'11 titolare. Però ecco, facci un po' un quadro di questi primi mesi della gestione Chivu, e soprattutto che tipo di Inter arriverà a Cagliari. Sì, intanto io vorrei segnalare 2 particolarità: che sabato arriva l'Inter che è sotto in classifica rispetto al Cagliari, e l'Inter ci arriva come la terzultima difesa del campionato, cioè la terza peggior difesa della Serie A. Soltanto Torino e Lecce hanno subito un gol in più, 8-7, nonostante l'Inter avesse cominciato il campionato con un 5-0, quello al Torino, che in questo momento direi che assieme a Lecce è la squadra più in difficoltà del campionato. Sono stati, secondo me, più che parlare della gestione Chivu, che non ha nessuna responsabilità sulle difficoltà che ci sono, anzi sta cercando magari di inserire qualcosa pur mantenendo certi concetti precedenti visti con Inzaghi, e l'ha anche detto. Secondo me sono gli ultimi 5 mesi di Inter dove probabilmente l'unica cosa azzeccata è stata la doppia partita contro il Barcellona, perché sono successe tante cose, ci sono stati tanti problemi e non sono stati affrontati al meglio. La solidità della società, come dicevi tu, Fra, giustamente, secondo me c'è ancora, però le decisioni prese
non sono state quelle che erano necessarie in un momento del genere, perché ci sono stati momenti dove la società si è esposta, vedi quando ha detto a tutti, a chiunque, che Lookman era un obiettivo, e poi non ti puoi presentare con Juf, che con tutto il rispetto è un altro ruolo, è un altro giocatore, ha altre caratteristiche e viene da un contesto diverso e per il momento ha anche giocato una manciata di minuti sul 5-0 contro il Torino e basta. Non ti puoi presentare dopo tutto quello che è successo, perché l'Inter ha perso tutto quello che era possibile, cioè l'Inter ha fatto un finale di stagione come le più grandi tragedie sportive nella storia del calcio, perdi il campionato per un punto prendendo un rigore al 90° della penultima giornata e lo perdi per un punto perché qualche giornata prima a Bologna hai subito gol sull'ultimo pallone della partita. Perdi la Champions League dopo aver battuto Bayern Monaco e Barcellona con delle imprese strepitose 5-0 in finale. Perdi una Supercoppa a gennaio, ok, però sempre scorsa stagione, nel recupero in un derby contro il Milan che vincevi 2-0 all'intervallo e che stai vincendo a fine 10 minuti dal 90°. La Coppa Italia non arrivi in finale, arrivi in semifinale e perdi il derby. L'Inter ha giocato 5 derby, l'anno scorso non ne ha vinto neanche uno, dopo aver vinto il campionato 2023-2024 in un derby, col Milan che era secondo. Quindi ci sono state tutta una serie di disastri che chi è che l'ha fatto? Il Bayer Leverkusen del 2002 l'aveva fatto, il Benfica mi pare del 2014 che è arrivato sempre a un passo da tutto, aveva vinto niente, cioè sono pochi gli esempi di così tante competizioni perse all'ultimo e questo è un qualcosa che rimane nella testa della società fino a un certo punto, perché la società comunque guarda anche il resoconto economico e da quel punto di vista invece l'Inter ha avuto un grande passo in avanti. Dei giocatori, di quelli che c'erano, sicuramente ancora ogni tanto si vede, dei tifosi l'ambiente è isterico, diciamo così, perché a ogni minima cosa parte e c'è anche una questione poi ambientale di problemi con la curva che sono situazioni extracalcio, non entriamoci in questo discorso meglio, però anche lì ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono di tifosi che non hanno potuto comprare il biglietto, quindi c'è anche lì una contrapposizione tra la curva e la società che però lì ha avuto delle disposizioni dalle forze dell'ordine, quindi anche lì non è che potesse fare più di tanto. E poi ci sono dei risultati in questo inizio di stagione che non sono andati per il verso giusto. Queste ultime due vittorie, buona quella contro il l'Ajax in Champions League, buona fino a un certo punto quella contro il Sassuolo, perché come ha detto Figo l'Inter ha sbagliato tanto, hanno un po' rimesso a posto le cose, però restano ancora con le due sconfitte contro l'Udinese e la Juve, il modo in cui sono arrivate, le difficoltà che si sono viste, soprattutto quella con l'Udinese era palese che l'Inter avrebbe potuto giocare 3 settimane e non avrebbe mai fatto gol, forse mai neanche tirato in porta, che si faceva letteralmente mangiare in testa dai difensori dell'Udinese, soprattutto da Solé e Christensen. E ci serviva un giocatore con qualcosa di differente. Il Lookman della situazione è che non è arrivato. È vero, è vero. Io invece c'è un discorso, tu hai fatto diverse componenti di questa situazione Inter. Sabato si presenta un Inter che comunque ha la capacità e ha comunque la forza nei giocatori in rosa di poter vincere contro il Cagliari. Non è una Però squadra scarsa. no, quello sicuramente. Quello Però sicuramente. quello che c'è da dire, e mi aggancio anche a un commento di Bilanci Zio che dice il discorso legato a Barella, ma io aggiungo anche Frattesi, che comunque è un giocatore che io penso possa giocare in qualsiasi squadra della Serie A titolare, e all'Inter comunque non riesce a trovare spazio. Lo stesso Barella viene messo in dubbio. C'è il discorso Mkhitaryan che comunque l'età avanza, sta giocando Sucic che comunque non è ancora al 100%, anche se è stato, posso dire, anche uno dei meno peggio. Però là davanti, e qui tocchiamo ferro, insomma, questo lo sappiamo, Lautaro Martinez
vede Cagliari e si illumina. Lautaro Martinez, possiamo dire, Ricky, che è il giocatore insieme a Sommer probabilmente che ha più deluso in questo primo inizio di campionato, ed è ancora in dubbio perché la certezza può essere Thuram, anche Bonnini non sta bene e magari c'è la Ricordati che possibilità. ne parla sempre da fantacalcista Luca Di Leonardo, quando ti dice il giocatore che ha deluso di più, il focus no, è sempre... Cioè, Ma no, ma comunque sto scherzando, è in scherzando, Io sono non sicuro che ridavighi, no, non fare... no. Volevo fare il serio e dire, ma alla fine tutto questo giro, alla fine c'è la possibilità che ci sia lo scontro Fratelli Esposito in campo? Secondo me sabato gioca Lautaro Martinez, titolare. Sentenza, così. Secondo me sì, poi vediamo, magari chi mi smentirà, stiamo aspettando di capire se parlo domani in conferenza, per il momento non è ancora arrivata la comunicazione, sto guardando anche adesso, però non c'è ancora la comunicazione, però potrebbe, perché finalmente, aggiungo io, rispetto agli ultimi anni si è tornati, l'Inter ha ripreso a fare le conferenze alla vigilia, meglio la vigilia che l'antivigilia, chiudo parentesi, e c'è questa situazione, intanto vedo che... È effetto Strobo. Sì, con l'effetto Strobe non so perché, perché Perché sei bello e quindi a questo non ho delle punto... luci, Si ma illumina va bene. d'immenso. Aiuto, va bene, provo, forse adesso così meglio. Dice, no, No. vabbè, la Prova ad accendere tecnologia... la ventola per vedere, magari cambia l'aria. Lo fa. Allora, la tecnologia mi è nemica in questo momento, quindi facciamo... Bellissimo. Ok, il bello della diretta è questo. Ma quindi sì, sono sì. le 10:38 del 25 di settembre, così. Bravo. Adesso magari Diciamo. posso anche prendere il giornale di oggi e mostrarlo come si faceva un tempo. Parole forti. Ok, no, dicevo, allora, riparto. Secondo me gioca Lautaro Martinez perché comunque è un giocatore che devi rimettere in campo e diciamo che fondamentalmente l'Inter lo ha avuto soltanto nella partita col Torino, che però fa storia. C'era anche con l'Udinese, però con l'Udinese aveva giocato piuttosto male e ha avuto un grosso problema, secondo me, la stagione di Lautaro Martinez. Non tanto quello che è successo prima, perché magari per lui quello conta fino a un certo punto. Il grosso problema di Lautaro Martinez è stato andare a settembre, durante la sosta, a giocare 2 partite completamente inutili con l'Argentina, che è qualificata ai mondiali da 6 mesi, sta facendo passerelle in tutto il Sud America. Ha giocato da subentrato la prima partita e ha segnato, ha giocato da titolare la seconda partita e l'ha persa, ma il fatto che l'abbia persa probabilmente nemmeno ai tifosi più accaniti della selezione interessava qualcosa. È tornato a proposito, ha giocato in Ecuador, quindi anche in altura la seconda partita. È tornato in Italia, con la Juve era impresentabile, senza fare troppi giri di parole, e poi ha avuto un problema fisico che l'ha tenuto fuori dal match contro l'Ajax e che l'ha tenuto in panchina contro il Sassuolo. Questo secondo me è un problema, perché il capitano dell'Inter, giocatore più rappresentativo, giocatore che è leader senza discussioni, dovrebbe iniziare a capire la situazione e dire: va bene, l'Argentina è già qualificata, faccio un passo indietro, questa tornata delle nazioni l'assalto, perché comunque so di non essere al meglio. E invece lui continua ad andare sempre, perché l'aveva fatto anche l'anno scorso, inizio stagione, sempre a settembre, era andato, non stava bene, reduce da un infortunio, condizioni problematiche, aveva giocato la prima di campionato col Genoa, anche lì un fantasma, era andato in nazionale, si era fatto male in nazionale, e fino a dicembre, fino a quel Cagliari-Inter, l'ultimo Cagliari-Inter, dove aveva ovviamente segnato, perché poi sono 11 gol in 11 partite contro il Cagliari, visto che l'hai detto, non era stato un fattore. L'Inter ha avuto uno dei tanti problemi dell'Inter l'anno scorso, che da agosto a dicembre l'alternativa non c'è stato praticamente mai, c'era Thuram che segnava sempre, da gennaio a maggio Thuram ha giocato sia in 3 partite, ne ha giocate di più, però ha giocato diciamo soltanto le partite con Bayern e Barcellona, dove è inciso.
Quindi l'Inter non ha mai avuto gli attaccanti al meglio, gli attaccanti di riserva non esistevano perché Arnautovic, Correa e Thuram a livello di resa in campo sono come noi tre, a livello di resa in campo Sono Serie A, d'accordo. Champions League, diciamo che probabilmente non faremmo tanto la differenza in positivo, e quindi adesso ci sono Bonni e Piespolito, peraltro Bonni ieri ha avuto un problema problema. fisico, quindi Sì. è indubbio. Non c'è un quinto attaccante e questo secondo me è stato un altro problema dell'attacco dell'Inter, della composizione del mercato dell'Inter, che doveva svecchiare, doveva togliere qualcuno palesemente in età, ma più che in età avanzata, in un periodo di carriera avanzato, non voglio essere troppo cattivo, bisognava capirlo e non è stato fatto. C'erano alcuni giocatori, e qui l'esempio è abbastanza semplice, Bissek, che non sono per lo standard dell'Inter e ha giocato Bissek una partita Inter-Udinese, è stato il peggiore in campo, ha fatto segnare Attà e il giorno dopo l'Inter è andato a comprare un difensore che adesso sta giocando al suo posto, quando 10 minuti prima della partita Marotta aveva detto il mercato è chiuso, non compreremo nessuno. Secondo me Bissek era da prendere, mettere sul primo volo per qualsiasi destinazione e vendere proprio senza discussione, perché era uno dei principali protagonisti del disastro sportivo dell'anno scorso. È stata fatta un'altra valutazione e è stata fatta sbagliata. Più che secondo me Spignesi, nuovo direttore sportivo dell'Inter, ragazzi, si sta candidando al posto di Ausilio. Tra i fratelli Esposito, che Eccoci. è sicuramente interessante, un mismatch potrebbe essere. Questo è meraviglioso, il commento del giorno. Esatto. No, ho aspettato il momento giusto per metterla. Ci fosse stato qualche anno fa, probabilmente potevano andare entrambi allo Spazio Newton dopo la partita, visto che si giocherà sabato sera. Dicevo, secondo me un mismatch occhio potrebbe essere o dall'inizio magari in corso, se dovessero esserci Bissek e Felici sullo stesso lato di campo, perché Felici abbiamo visto i subentri che ha fatto in queste 3 partite e Bissek tutte le volte che ha giocato è stato un dramma, un vero dramma, quindi occhio a questa situazione. Magari giocherà Kanji e Bissek farà di nuovo 0 minuti, però attenzione perché comunque Kanji ha giocato sempre da quando è arrivato dalla partita con la Juve e vediamo. L'Inter ha avuto questa settimana, non ha avuto l'impegno infrasettimanale, quindi non ci sono problemi di carattere di stanchezza, però vediamo quali saranno le scelte di formazione. Su quello che dicevi poi dei giocatori che non hanno iniziato bene la stagione, parto da Barella. Barella è vero, ha cominciato male la stagione, secondo me lui è proprio un discorso ancora di condizione fisica. Lui è uno che è bravissimo, anche quando ha dei problemi fisici recupera subito. E stavolta secondo me tutta la pesantezza anche fisica dei tanti impegni della scorsa stagione invece ancora non è riuscito a smaltirla, perché lui comunque dà tutto in campo e si vede, perché non è impattante effettivamente come lo è sempre stato da quando l'avevamo visto debuttare in un Parma-Cagliari di Coppa Italia a gennaio 2015, parliamo di debutto da professionista in poi. Magari avrebbe bisogno di qualche partita di riposo, però non si può rinunciare a Barella. C'è Frattesi, come dicevi tu, che anche lì è stata fatta una comunicazione sbagliata, perché la società ha detto Frattesi sì, ci puntiamo, è uno dei nostri migliori giocatori, Kivu ci punta eccetera, fino all'altro giorno che è entrato era un corpo estraneo dell'inizio di stagione dell'Inter, e anche lì magari dopo quello che era successo a gennaio, quando aveva manifestato la voglia di andare via, di andare alla Roma, poteva essere gestito in maniera diversa, che non vuol dire necessariamente venderlo, però poteva essere fatto qualcosa di differente. Mkhitaryan fa il suo, non gli si può chiedere più di un certo tanto, perché ormai l'età è quella che è. L'unica vera fin qui nota positiva del mercato, perché il Pio Esposito non lo ritengo un acquisto ma un rientro da un prestito, quindi quello era
semplicemente doveva essere confermata la presenza in rosa, è Sucic, che ha avuto subito un impatto ottimo contro il Torino, poi ha avuto un po' più di difficoltà contro l'Udinese e contro la Juve quando è subentrato, però l'ho rivisto molto bene domenica col Sassuolo. Secondo me lui in questo momento è il centrocampista più in forma, perché anche Cialanoglu ha avuto i suoi alti e bassi nonostante abbia segnato con la doppietta seppur ininfluente con la Juve, e può essere quell'arma in più che inizia a cambiarti il ciclo, quindi che inizia a metterti dentro qualcosa di nuovo e qualcosa di differente di cui l'Inter ha bisogno come l'acqua nel deserto, perché ormai tutti sanno come gioca l'Inter dal 2021 e prima ancora dal 2019, perché l'Inter sostanzialmente gioca con lo stesso modulo, poi con situazioni tattiche diverse dal 2019. Sucic può essere quel giocatore che inizia a farti cambiare le cose. Esposito e Bonni possono essere quei giocatori che permettono di avere soluzioni differenti in attacco, soprattutto a gare in corso, però poi serviva qualcosa di in più, soprattutto a livello di dribbling, di superiorità numerica, di un giocatore che salti l'uomo che l'Inter non ha. Luca, tu che guardi molto spesso i dati anche per il fantacalcio, te ne sarai reso conto che l'Inter da anni, da quando sono andati via prima Hakimi e poi Perisic, non ha un giocatore che salta l'uomo. Questo in certe partite, e mi ricollego al discorso di Inter-Udinese, è una difficoltà che l'Inter non è riuscito a superare. Vediamo come si evolverà la partita di Cagliari, perché secondo me il Cagliari non avrà l'atteggiamento dell'Udinese, e vediamo che cosa succederà. Però effettivamente ci sono tanti giocatori che non sono al meglio fisicamente, non sono al meglio, intanto sento un'ambulanza, per una volta non è sotto casa mia. No, deve essere sotto casa di Luca Di Leonardo, guarda, perché stanno venendo a prenderlo. Stanno venendo a prenderlo. No, non è male, perché molte volte è successo che passasse qua sotto e qualcuno diceva sono venuti a prenderti, sì, sono... Ed infatti è quello, il motivo è quello, passano sotto casa vostra per una quel motivo. volta, Va bene, Ricky, dopo questa summa, veramente, cioè in 18 tomi sulla stagione dell'Inter, direi che insomma ci hai chiarito bene tutta la situazione in casa Inter, al volissimo, proprio telegrafico, pronostico per sabato. No, pronostico, lo fa Marco Camba, che saluto. Qua ti volevo. Pronostico ci pensa Marco Camba, io non lo faccio. Va bene. Vedremo effettivamente come andrà Cagliari-Inter sabato sera 20:45 con i Poldomus. Ricordiamolo ulteriormente. Grazie a Riccardo Spignesi per essere intervenuto stamattina. Grazie Ricky. Ci vediamo presto, Ricky. Ovviamente. Ciao. Eccoci qua. E chi l'avrebbe mai detto che, insomma, cercare di conoscere l'Inter sarebbe stato così preciso, no? Ma noi Ricky lo conosciamo bene, quindi ci siamo affidati a lui andando veramente sul sicuro, perché chiaramente conosce benissimo tutto, sia del Cagliari che dell'Inter. Ma seconda ospite della puntata numero 24 di Buongiorno 131, attenzione. Chi è? Facciamola entrare subito. Eccoci qua. Non sarò brava come Riccardo, probabilmente, quello sì. No, ma guarda, l'importante è che non andiamo fino a dopodomani, perché no, non è. come tempistiche... Ma dipende dai giorni, oggi non lo so. Come... Aspetta che nel frattempo abbiamo perso, adesso si è bloccato Francesco. H, come dicono quelli toghi. Ok, ora ti sentiamo. Dicevo, buongiorno e benvenuta Nicoletta Floris, H, come dicono quelli toghi, cioè conosciuta anche come la ragazza del motorsport, ovvero content creator di motori, orgogliosamente sarda, e noi ci tenevamo, cara Nicoletta, ad averti come nostra ospite, perché insomma all'interno di questo contenitore dello sport sardo non potevano mancare i motori, anche se poi alla fine tu ti occupi soprattutto di uno sport in cui forse di sardo c'è poco. No, ce n'è tanto. Ecco, dai. C'è qualche bandiera, la bandiera c'è sicuramente. Raccontaci un po'.
ovvero la Formula 1, perché per chi non lo sapesse, Esatto. io mi occupo proprio motorsport in generale, ma il mio focus pallino è sempre stata la Formula 1. Anche io ero convinta che la Sardegna non fosse arrivata in questo ambiente, invece mi sono resa conto che non è assolutamente così. Dagli ambienti più importanti, dal mondo Ferrari, anche semplicemente i vari ambienti che costituiscono questo sport, ci sono tantissimi sardi, perché la nostra insularità molto spesso è un vantaggio, perché ci rende più vogliosi e determinati rispetto a tante altre persone. Quindi io ho iniziato da Cagliari, e anche adesso tuttora sono a Cagliari, perché nonostante gli autodromi mi chiamino dicendo vieni, io voglio sempre tornare nella mia patria, nella mia isola, perché si lavora bene, si vive bene, e soprattutto mi dà motivazione quello di poter da casa mia, da Cagliari, poter raccontare il mondo dei motori. Quindi sì, quest'anno ho fatto diverse tappe della Formula 1, tra cui quelle fantastiche come Spa e Silverstone, e poi casa nostra, ovvero Monza. Quindi diciamo che è un grande orgoglio per me poter rappresentare la Sardegna a livello, diciamo, nazionale e internazionale, perché noi sardi sappiamo fare tante cose anche in ambito sportivo molto bene. Tra l'altro a Spa eri con quel delinquente di Marco Camba, che salutiamo, anche che ha anche commentato prima. Tra l'altro è colui che mi fa la compagnia questo pomeriggio, in questo lungo pomeriggio di racconto di quello che succede dentro al Cagliari Calcio. Quindi, Ma caro guarda Marco, che adesso quello dico, Marco, è stata la più grande sorpresa per me del 2020. pensavo delusione, però va bene anche sorpresa. No, dai. abbiamo fatto tante cose assieme. Si scherza, ovviamente. A Spa, Sia chiaro. e quello che mi hanno tutti detto è che Marco è un fotografo videomaker straordinario, ed è arrivato a tantissime aziende motorsportive, perché ha fatto il suo grande lavoro a Spa, che è arrivato lì con la sua piccola macchina fotografica, perché per chi non lo sapesse la Formula 1 impone dei limiti anche sulle attrezzature da portare, e diciamo che noi sardi ci siamo fatti valere anche a Spa, anche in Belgio, anche in mezzo alle foreste. Abbiamo fatto un bel lavoro, l'abbiamo fatto, sì. Ecco, allora ti chiedo, Nicoletta, qual è la difficoltà più grande per una ragazza di Cagliari che vuole parlare di Formula 1? Ripeto, vista la tradizione, la grande tradizione motoristica sarda, intendiamoci, perché insomma chi segue 131 sa quanto poi noi ci teniamo e diamo spazio davvero al motorsport, anche se poi alla fine, no, la Sardegna con i motori a livello internazionale spesso viene associata al rally. Tra l'altro poi in questi giorni c'è la grande polemica, e magari torneremo anche su questo argomento, però invece sulla Formula 1 spesso, no, è sempre stata vista come appunto un qualcosa di molto alto, forse anche troppo alto anche per i tifosi sardi, che al massimo, appunto, come abbiamo detto anche prima, potevano ambire ad andare ad assistere a qualche gran premio. Ecco, come si diventa content creator della Formula 1 partendo da Cagliari? Perché questa è una delle cose che mi sono sempre chiesto da quando ho iniziato a seguirti, insomma, perché inizialmente non pensavo che fossi sarda, poi subito ho pensato, ma cavolo, Penso che sei di che si Cagliari. senta dall'accento, non credo che si capisca che venga da New York, credo. Vero. Allora, con la forza e con la determinazione. Io, come ho sempre detto, non vedo la Sardegna come un limite, nonostante ci sia tanta gente che negli anni me l'abbia detto. Sono forse una delle caratteristiche fondamentali dei sardi, ovvero l'enorme determinazione che è proprio insita nel nostro DNA, e poi iniziando ad investire, dicendolo chiaramente, andare agli autodromi, andare agli eventi, diciamo presentarsi, farsi conoscere, e soprattutto con dei contenuti di qualità far vedere le proprie competenze, perché non si arriva a determinati livelli, ecco, se non si è in grado di raccontare bene questo sport. Diciamo che io prima mi sono messa a studiare, ho fatto anche dei master legati al management dello sport, proprio per cercare di avere il massimo della competenza, cercare di, a livello tecnico, conoscere a fondo questa disciplina, e poi piano piano proporsi, presentarsi,
è l'elemento fondamentale andare ai Gran Premi. Però vi dico questo, l'ho raccontato anche a diverse persone di Cagliari, io ho avuto meno difficoltà ad andare a Silverstone e a Spa, che ribadisco sono dislocate nei posti più remoti dell'universo, rispetto ad andare a Monza. Io a Monza ho avuto molte più difficoltà ad arrivare, nonostante abbiamo la continuità territoriale. Quindi diciamo che se devo dare un consiglio, probabilmente andate all'estero, che è molto più facile gestirsi il viaggio rispetto ad andare a Milano, e ho detto tutto. Esatto, diciamo che anche nel racconto dei motori, insomma, il problema trasporti continua a essere sempre lì, non ci molla mai fondamentalmente, no? Non ci molla mai. Allora ti chiedo, Nicoletta, un giudizio su questa stagione di Formula 1, perché io da profano, cioè devo essere sincero, cioè, o meglio, io quando ero ragazzino sono sempre stato un... L'abbiamo riperso. Problemi a dirlo. Eccolo, ora ti risentiamo. Scusate, stamattina la connessione sta un po' scassando. Dicevo, io da bambino ero un grande fan di Michael Schumacher, mi svegliavo per vedere le gare al mattino, Suzuka e non soltanto. Ecco, quando effettivamente cioè per me la Formula 1 è Häkkinen contro Schumacher, Schumacher contro... Ok, esatto, c'è il famosissimo sorpasso a 3, cioè per me la Formula 1 è quella, ok. Sì. Poi sono anziano, io non ti dico la mia, di Leonardo, che la mia era Senna Prost. Vabbè, mica niente, mi hai citato la rivalità delle rivalità. Luca Di Leonardo ha imparato a guidare da Fangio, quindi non so se questo... perché erano compagnetti di classe in Argentina, e quindi vabbè, di bocca buona, ecco, se vogliamo dire, abbiamo anche tirato fuori i sorpassi e le rivalità più belle della Formula 1 e del motorsport in generale. Sì. E quindi, ripeto, per me quella era la Formula 1. Quando morì Ayrton Senna, cioè quello, il 1° maggio del 94, resta una di quelle giornate per me veramente un trauma, ecco, un vero trauma di infanzia, però poi insomma ho seguito fino a quando c'era Schumacher, poi gli anni successivi chiaramente ho sempre tenuto per la Ferrari, e questo credo che sia abbastanza scontato, e gli anni di Massa, Raikkonen, un po' Alonso, però ecco, diciamo che la passione è passata tanto, perché in la realtà competitività della Ferrari è andata via scemare. Oltre quello, però anche a livello di spettacolo, secondo me, poi tante novità regolamentari, tante cose, insomma, hanno reso forse un po' meno divertente e appassionante, almeno, ripeto, il giudizio mio personale, quindi va assolutamente criticato da quel punto di vista, però invece chiedo a te come hai visto anche cambiare, come ti sei appassionata un po' alla allora, io mi sono appassionata col periodo forse d'oro della Ferrari, ovvero di Schumacher, quindi i primi ricordi, io mi ricordo questa Ferrari imprendibile, dominante in modo assoluto, poi logicamente la mia adolescenza è arrivata nel momento più tragico della Ferrari e sta continuando ad andare su questa linea. Quindi sicuramente la Formula 1 è molto cambiata, spoiler, nel 2026 cambierà ancora una volta. Per chi è amante dei motori tradizionali verrà un po' un colpo al cuore, perché i motori saranno 50% termici, quindi motore tradizionale, 50% elettrici. È ovvio che per chi ama i motori e chi ama il motorsport è un po' un colpo al cuore. Sicuramente una Formula 1 molto più sicura, perché ci sono state una serie di situazioni che hanno portato a un aumento della sicurezza in pista. Sicuramente, siccome noi italiani la percepiamo meno spettacolare, perché c'è questa competitività della Ferrari che ormai viene sempre a mancare. Però a livello di spettacolo sicuramente è molto più gestito, perché sono state introdotte le sprint race, tutta una serie di regole nuove con l'obiettivo di forzare un po' lo spettacolo. Però a livello di piloti in pista in questo momento siamo di bocca buona, perché ci sono veramente piloti straordinari con grandissime capacità tecniche. Già in casa Ferrari abbiamo 2 senior piloti che non riescono a performare per via di una mancata competitività della monoposto. Che incredibile questo, perché un tempo succedeva esattamente l'opposto, mettevi chiunque la Ferrari andava, questo è quello che mi ricordo. Ti chiedo su questo, scusa se ti ho interrotto, sul discorso relativo al cambio della Formula 1, maggiore sicurezza, io non la seguo più come un tempo, però
ho trovato difficoltà a capire Perché da quando non come... c'è più il tuo amichetto Fangio hai detto basta, non la posso più seguire perché poi si offende dall'alto dei cieli. No, perché al contrario di Nicoletta, vedi, lei è andata più su Formula 1, io sono andato su su un altro settore, quindi come hai Sì, detto bene tu, l'alcolismo. devi- l'alcolismo anonimo ovviamente. Esatto. Dai, quindi chiaramente devi studiare, hai detto bene, però per uno che non segue in maniera continuativa ci sono tante, forse troppe variabili e alla fine dici, allora, c'era una gara la mattina, una al pomeriggio, io ero fermo a un giorno di prove, secondo giorno di prove e gara, finito. Questa era Ok. la mia Formula Vabbè, 1. fino a, Ora ce ne ci sono sei chiamata al tante. 2021, quindi non troppo tempo Esatto, fa. esatto, però poi è cambiato tutto e Sì. quindi per come la vedo io da profano, io ti chiedo a livello di visibilità è aumentato o è diminuito? Cioè queste migliorie, come le reputano loro, ha aumentato il pubblico o l'ha diminuito, secondo L'ha te? aumentato in un target diverso, cioè quando noi eravamo piccolini, ok, la Formula 1 era una Formula 1 per gli appassionati, quindi chi conosce di macchine, chi conosce di motori, eccetera, eccetera. Ora invece è più un target di giovani, cioè fascia 18-35, anche meno di 18 anni. Questo perché l'obiettivo di Liberty Media è quello di rendere la Formula 1 è uno sport più generalista, un po' andando verso il calcio per farvela capire in maniera estremamente banale, Ok. perché logicamente così aumenti il fatturato, in primis merchandising e così via. Non a caso hanno fatto partnership con Lego, con Hot Wheels, proprio perché il loro target ormai sono i giovani. Quindi è uno sport che risulta estremamente complicato, che però visto che la Liberty Media racconta tanto l'off track, quindi tutte le vicende personali dei piloti con Drive to Survive, che è una serie TV su Netflix a tema Formula 1 e tanti altri eventi, è riuscita a rendere, diciamo, più empatico il rapporto tra tifoso e pilota, mentre quando c'era il periodo di Schumacher i piloti venivano visti come un qualcosa di elitario impossibile da incontrare. Quindi è paradossalmente molto più complicato a livello regolamentare, ma è molto più semplice il rapporto tra pilota e tifoso, mentre prima era un qualcosa di inarrivabile e di impossibile. Quindi è cambiato parecchio. Fra? No, c'è proprio Marco Camba che commenta e dice poi c'è da dire che quando la Ferrari è andata giù è uscita prepotente la MotoGP, tra l'altro era la domanda che volevo farti io Nicoletta, quindi vabbè, ringraziamo ancora una volta Marco Camba per bruciare i temi agli amici. Beh, va bene. Ma Marco mi conosce bene, quindi ovvio che No, però in realtà era quello che ti stavo, cioè era il completamento del discorso che ti facevo prima, per quanto poi io devo essere sincero, ultimamente fatico a guardare anche una gara di MotoGP per intero, o comunque magari se devo guardare guardo veramente solo la gara, non guardo più le prove, mentre prima guardavo prove della MotoGP, guardavo le prove della Formula 1 già. Ma ti spiego poi anche il perché c'è una somiglianza, è la stessa proprietà ormai Formula 1 e MotoGP. Certo, ovviamente anche quello, però ecco, secondo me si sta cercando, almeno ripeto, io poi è quello che vedo dall'esterno, è un po' il discorso del rendere tutto televisivo e quindi del rendere tutto super e iper monetizzabile, quindi tu ogni cosa, esatto, ogni tipo di contenuto, faccio un esempio stupidissimo, una delle ultime trasmissioni, cioè gli ultimi Gran Premi che ho visto, se non ricordo quale, però stavo guardando prima che partisse il Gran Premio, c'era l'angolo tattico, chiamiamolo così, sì, che mi pare sia di Matteo Bobbi su Sky Sport, sì. pubblicizzato, cioè powered by, ok, qualcosa che prima non c'era. Anche perché poi noi siamo cresciuti con la Formula 1 sulla Rai, quindi c'era tutta una serie di cose diverse. Però effettivamente forse la Formula 1 è lo sport per eccellenza, forse insieme all'NBA, in cui la monetizzazione è arrivata, dei contenuti è arrivata al top. Non so come la veda tu. Sì, assolutamente, ma io ti dico anche banalmente a livello dei miei contenuti, quando io ho iniziato erano più su contenuti tecnici perché era quello che mi chiedevano le persone, ora invece quello che vogliono sentire sono le curiosità, tutto il vario merchandising, proprio perché si è anche spostato il focus.
Cioè, lo spartiacque è stata la pandemia. La pandemia ha portato a rendere lo sport, poi vabbè c'è stato il famoso Abu Dhabi 2021, Verstappen e Hamilton, eccetera, eccetera, che ha creato una Formula 1 molto spettacolare, che però sicuramente ha perso un po' della sua essenza. Poi, come stavano scrivendo in chat, sono d'accordo, la Formula 1 ormai si sta spostando più oltre l'Europa. L'Europa è un po' diciamo il castello, la struttura portante della Formula 1, perché ci sono i grandi appassionati. Ora invece si sta spostando su Asia, Arabia Saudita, America, che sono dei tifosi che basano più su tutto il business e non sull'essenza effettiva dello sport. E lì ci si sta giocando un equilibrio che, a seconda dei passi che verranno fatti nei prossimi anni, potrebbero, ecco, concatenarsi una serie di difficoltà. Domandina scontatissima, proprio totalmente scontata, sulla Ferrari ovviamente. Sì. Un giudizio su questa stagione, su Hamilton, su Leclerc, il tuo pensiero anche su ognuno dei due piloti. Allora, io sono andata a Fiorano quando ci sono stati i primi giri di Hamilton nella storia della Ferrari, perché l'avevo anche detto, mi ha dato la sensazione come se fosse, cioè potesse essere l'anno buono, ok? Diciamo che c'era grande ottimismo, grande euforia generale. Sicuramente la batosta è stata brutta, forse anche più brutta del 2020, quando c'è stato il problema del motore, eccetera, eccetera. A livello di competitività forse è una delle stagioni più brutte della Ferrari, perché non ha mai avuto un momento, un picco. Infatti è l'unico top team che non ha vinto neanche una gara, ok? Vediamo, adesso mancano un po' di gare. Potrebbe essere buona Las Vegas, potrebbe essere buona la prossima che è Singapore. Sicuramente i presupposti erano molto diversi. Poi a livello di piloti Hamilton aspetta il 2026, perché è l'anno dei nuovi regolamenti. Se lì non dovesse essere competitiva la vettura, ragazzi, trasformate 131 in podcast dedicato a quello che farà Hamilton, perché preparatevi perché sarà veramente da ridere, perché Hamilton, io lo dico, non è arrivato a Maranello per i soldi, è arrivato perché voleva vincere con la Ferrari. Quindi sicuramente sta aspettando questo 2026. Leclerc può diventare un po' una lesi, cioè uno che è un eterno innamorato della Ferrari, che però non riesce a comprendere che per vincere non devi pensare solamente al grande amore verso una squadra, ma anche avere la macchina competitiva. Vedremo. Al momento sappiamo che la McLaren sta letteralmente dominando, e vedremo cosa succederà in queste ultime gare, con la speranza che la Ferrari mi faccia almeno una vittoria, perché altrimenti è una delle stagioni recenti peggiori del team di Maranello. Ecco, l'altra domanda che ti volevo fare a livello proprio diciamo di quasi di tecnologia, cioè nel senso, la differenza secondo te tra le varie case, siccome parliamo comunque almeno dei top team di giganti dell'economia mondiale, Red Bull, Ferrari, McLaren, dal 2026 subentrerà Audi, quindi gruppo Volkswagen. Cioè, non stiamo parlando di case piccoline, capito? No, stiamo parlando del top dell'economia mondiale, soprattutto sul fronte motoristico. Quindi tutte investono, immagino, tantissimi soldini ogni anno, eppure c'è una differenza enorme poi alla fine. Quindi la differenza credo che la facciano anche gli uomini, intesi come chi sviluppa la macchina, chi sviluppa il motore, il team principal in qualche modo, comunque quello che poi alla fine decide effettivamente le strategie. E quindi la domanda che ti faccio è, cioè, come mai la Ferrari, nonostante sia la Ferrari, nonostante tanti poi siano passati dalla Ferrari, siano andati a fare bene anche da altre parti, non riesca poi a concretizzare anche questo patrimonio, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto di idee, di talenti, perché poi noi facciamo spesso sempre il paragone col calcio, no? Sì. Il calcio fondamentalmente prendi appunto l'Italia, cioè vincono sempre quelle 3-4 squadre, ok, cambia l'allenatore, cambia, insomma, però fondamentalmente il discorso è quello. Invece poi nella Formula 1 c'è quella scuderia, quella società, quella realtà che per anni ha fatto pena. Penso per esempio alla McLaren, che negli ultimi, una volta che si era separata dalla Mercedes, Honda e poi Mercedes, insomma, aveva avuto grosse difficoltà.
E poi invece in questi ultimi 2-3 anni è tornata, soprattutto quest'anno è tornata all'eccellenza. Oppure la Red Bull che ha dominato per anni, che invece negli ultimi 2 anni... Insomma, c'è questo turnover, mi viene da dire, abbastanza particolare nella Formula 1. Perché la Ferrari non riesce negli ultimi 5, 6, boh, non lo so, fai tu il conteggio. No, sono di più, siamo 2007 piloti, 2008 costruttori. Quindi sono quasi 20 anni. Quindi sono quasi 20 anni. Cioè, perché nonostante siano passati quelli che poi alla fine hanno fatto le fortune di altre scuderie, non riesce a concretizzare tutto questo capitale? Allora, prima di tutto la Ferrari è l'unica squadra che ha sempre partecipato a tutte le edizioni della Formula 1, quindi già considerate che più edizioni fai, più logicamente la possibilità di vittoria un po' si riduce. Invece Mercedes è rientrata, McLaren ha fatto un periodo off-on. Allora, i problemi sono molteplici. Cambi di regolamenti, per esempio adesso ci sono le monoposte effetto suolo, quindi quelle che hanno questo enorme fondo alla base di tutto, che su quello il grande mago è Adrian Newey, colui che era in Red Bull adesso in Aston Martin. Poi il problema fondamentale è che la Ferrari è un'azienda che ha tantissime eccellenze interne, ma probabilmente non ha al momento trovato la giusta quadra per saperle amalgamare al meglio. Questo per esempio l'ha fatto la McLaren solo in tempi recenti. Non basta prendere i grandi piloti per vincere. Probabilmente la Ferrari ha fatto questa scelta probabilmente sbagliata, probabilmente la Ferrari è vittima anche un po' di tutta la pressione che ha intorno, che probabilmente non sa gestire. E sicuramente la Ferrari non ha ancora avuto quel coraggio che ha avuto la McLaren in tempi recenti di fare un cambiamento totale all'interno del team di Maranello per poter ripartire, perché tutti mi citano Vasseur, Leclerc ed Hamilton, ma non sono solamente queste figure che lavorano, questi sono la punta dell'iceberg. Poi ci sono tante figure all'interno che lavorano, ma noi queste cose e queste dinamiche non le conosciamo. Il consiglio che probabilmente darei ad Elkan o a Vasseur è quello di lavorare internamente, perché se da molteplici anni non si vince con team principal diversi, piloti diversi, vuol dire che il problema non è la punta dell'iceberg, ma chi c'è all'interno. Qui è una questione estremamente spinosa ed intricata. Non è che la Ferrari sia un di meno rispetto agli avversari, è che probabilmente lavora non in maniera efficiente per vincere, perché per vincere serve la perfezione assoluta e molto spesso la Ferrari non la dimostra. Per usare un eufemismo, sei stata veramente elegantissima in quest'ultima. Nella vita bisogna essere eleganti. Esatto, in quest'ultima frase è stata proprio super elegante. Faccio vedere una foto. Sì. È il più forte in assoluto? Allora, io sono della filosofia, e probabilmente potreste essere d'accordo con me, che non si può definire il pilota più forte di sempre, perché la Formula 1 ha avuto diverse epoche con diversi regolamenti estremamente diversi. Sicuramente io lo classifico tra i 5 piloti più forti della storia, perché Verstappen ha si chiama un po' una sorta di killer instinct, ovvero quell'istinto veramente da cecchino che quando ha le occasioni di fronte difficilmente sbaglia. Ha una sensibilità alla guida pazzesca, ha un carisma che vedo in pochissimi piloti, ed è un pilota vecchio stile. Non ha paura a dare le sportellate. Io sono contraria quando la federazione tende a limitarlo, perché questo è racing. Io quindi lo considero il pilota più forte assolutamente. Quando mi dicono che è allo stesso livello di Leclerc, per me Verstappen è un paio di gradini sopra attualmente rispetto al pilota monegasco, anche perché ha avuto la possibilità di crearsi le ossa con Hamilton, che non è certamente l'ultimo arrivato. Lui mi dà l'idea di un animale, cioè nel senso, se devo pensare a cioè vedere quelli che sono poi i piloti in questo momento in corsa, cioè lui è proprio la bestia, cioè quello che va istinto, quello che fa cose che gli altri non hanno neanche il coraggio veramente di pensare, no? Cioè, lui è stato progettato per dominare, cioè il papà non è mister nessuno, è Jos Verstappen, certo, che anche lui grande tipino, cioè ragazzi, cioè quando lui correva nei kart, se perdeva il padre lo lasciava in autostrada, per dire, la madre dove iniziare a cogliere, cioè nel senso, quindi io credo che Verstappen abbia avuto tanti traumi infantili che hanno portato a questo dominio assoluto, ed è per quello che io dico che Verstappen non lo vedremo fino a 40 anni in Formula 1, probabilmente farà l'endurance, probabilmente farà tanto altro, adesso sta iniziando col GT, però non credo che farà una carriera alla Fernando Alonso oltre i 40 anni.
Che grande. Alonso io lo stimo perché continua a regalarci delle perle assolute. Mi piace molto, però si è Cioè, molto per- limitato alla carriera con quello che ha detto. Beh, vabbè, questo è chiaro. Sto cercando un'altra foto, sempre nel tuo Vai. ricco profilo Instagram, che l'ho Sì. vista prima, Ma però io io invece alto. ti faccio una domanda in Ma ci generale sono domande anche da fare tantissime, di chi ci esatto, sta infatti, guardando, infatti adesso nel vado frattempo un che po' a recupero la prendere foto. Vai. Sì. consigli per ritrovare la passione. Da bambina amavo Shumi, ma il cambio regole mi ha fatto perdere l'interesse. Tra l'altro vivo nella città dove è nato Michael, che è un po' quello che ho detto Quindi io prima. qualcosa è vicino a Colonia, non mi ricordo dove. Colonia. Kerpen, se non sbaglio, Esatto, giusto? non è, Sì, sì. sì. Allora, prima di tutto vai a vedere il museo di Schumacher, così a sensazione, così almeno lì riprendi Ecco. un po' la passione. Allora, io non posso dire tutti i giorni ho la stessa motivazione. Ci sono anche io dei momenti che dico, cavolo, non è più la Formula 1 di un tempo, però la passione, la mia linfa vitale sono le persone, gli appassionati, perché mi stimolano tantissimo e soprattutto gli autodromi. Gli autodromi sono ancora quel tesoretto, ma non dico solamente autodromi Formula 1, perché ci sono i weekend ACI, quindi c'è la Formula 4, Formula 3, Formula 2, tutto il mondo Porsche, il mondo dei kart, anche in Sardegna abbiamo dei kart, delle aree di karting veramente straordinarie, quindi iniziare a rivivere la passione da, diciamo, gli ambienti più piccolini, dove lì trovi il grande appassionato che ha voglia di trasmetterti le emozioni. Io mi sono emozionata quando ho avuto possibilità di parlare con Minardi, quindi figura straordinaria del motorsport, Storica. che ha avuto un suo team in Formula 1, che mi ha raccontato i suoi aneddoti. Nel momento in cui tu hai la possibilità di poterti interfacciare con gli appassionati, hai quello stimolo a dire ok, mi ha raccontato questa cosa, quindi la devo per forza ora scoprire al meglio. Quindi non vi limitate solamente alla televisione, perché la televisione e la Formula 1 e la MotoGP sono le due categorie regine, ma non sono le uniche. Il mio consiglio è andare a vedere il WEC, che costa anche di meno rispetto alla Formula 1. Ci sono tantissime, diciamo, aree in Italia straordinarie, anche in Belgio, e lì veramente vedete quale l'area effettiva del motorsport, perché ormai la Formula 1 è molto molto pettinata e molto pattinata, quindi il mio consiglio è iniziare a seguire anche le categorie più piccoline, perché riaccendono molto la passione. Per quanto riguarda la Formula 1, se siete ferraristi capisco il fatto che molti si siano un attimo disillusi, però non esiste solamente la Ferrari, la Formula 1 ha tante eccellenze e vi consiglio di guardare la categoria, perché ci sono tante storie bellissime da raccontare, fatte di sogni e di speranze. Ecco, una storia bellissima è sicuramente questa. Di Kimi Cioè, quella Antonelli. di Andrea Kimi Antonelli. Raccontaci un po', insomma, descrivici un po' il persona e personaggio, visto che hai avuto modo di conoscerlo. Sì, allora io lo conosco già da tanti anni, perché io in passato ho lavorato moltissimo in Emilia Romagna e sapete che Kimi è emiliano, quindi Certo. si parlava da tantissimi anni di questo fenomeno assoluto. Considerate che la Mercedes l'ha preso quando aveva 10-11 anni, quindi è stata un'enorme scommessa da parte di Toto Wolff, ovvero il team principal della Mercedes. Io fino a subito ho visto un talento che ho visto da poche persone, cioè parla delle cose quotidiane come se fosse effettivamente un ragazzo di 18-19 anni, ma quando gli parli di Formula 1 e di motorsport è come se si trasformasse, diventasse una sorta di robot, cioè si vede che ormai è già instradato bene su come affrontare queste determinate dinamiche. Non sono tutti piloti di auto, di moto così, non ti posso assicurare che piloti come Kimi ne ho visto pochi, ok? Anzi, molti sono, quando arrivano all'apice della carriera, tendono un po' a perdersi. Kimi quest'anno sta affrontando una situazione molto delicata, ha sostituito Hamilton, corre in un team che non ha progettato una macchina semplicissima, ma nonostante questo è molto focalizzato e non ha perso l'obiettivo, che è forse la cosa più
più semplice da fare, perdere un po' la Trebisonda. Ho avuto modo di parlarci a Milano e quello che io ho consigliato è quello di non ascoltare, diciamo, le critiche dei social, perché quello che mi dispiace è che la maggior parte delle critiche arrivano dall'Italia, quando invece dovremmo tutelare i nostri talenti, i nostri piloti. Kimi però si vede che non ci sta dando peso, infatti anche a Baku ha fatto molto bene, sono sicura che col giusto tempo e la giusta pazienza riuscirà ad imporsi perché ha il talento e tutte le caratteristiche. Però quello che mi sorprende è la sua, diciamo, grande maturità, considerando che ha meno di 20 anni. C'è l'80% di piloti di auto e moto diceva come Emiliani Romagnoli Cioè, perché effettivamente arrivano tutti da lì, ma perché c'è un'attenzione agli sport motoristici che non c'è da nessuna e che non c'è da nessun'altra parte, anche proprio per tutta una questione di cultura, come ben sappiamo. Allora, Nicoletta, andiamo a vedere un po' il calendario anche della Formula 1, di quello che resta chiaramente della stagione. Primo weekend di ottobre si va a Singapore. Sì. Devi andare? No, raga, questi non me li troppo faccio. complesso. No, allora, ragazzi, partire un mese prima. Allora, poi faremo una trasmissione su quanto costa effettivamente questi viaggi. Poi vi posso assicurare che anche se ci danno i ticket, sono veramente viaggi estremamente onerosi. Certo. E il problema fondamentale è che in Italia siamo molto non Verstappen centrici, mi piacerebbe, Ferrari centrici, quindi quando la Ferrari va male, diciamo che sono anche investimenti che devi ponderare bene, ecco, perché il problema è che siamo troppo legati a mamma Ferrari. Vedremo nel 2026, se nel 2026 dovesse essere un mondiale un po' più combattuto, assolutamente il mio obiettivo è quello di raccontarvi il mio sogno è Suzuka, Giappone, poi da lì vediamo. Già aver fatto Spa e il mio sogno del cassettuno l'ho già ottenuto nella vita. Comunque credo che anche vedere il calendario della Formula 1 spieghi bene poi tutti i cambiamenti di cui parlavi tu prima, proprio a livello di management e di business, perché quando eravamo piccoli noi si chiudeva Interlagos. Sì. Classico, verissimo. E ora non è più così, ahimè. È cambiato tutto. E invece adesso stai a vedere, cioè, a parte il doppio Gran Premio negli Stati Uniti, Qatar, Abu Dhabi, insomma, chiaramente però se vuoi mantenere in piedi lo sport, sappiamo bene, soprattutto in questo periodo oramai, devi anche fare a patti in qualche modo con il dio denaro. E Luca, non so se hai altre domande, perché poi sono le ultimissime che ho io preparate. No, allora, ce ne sono altri che degli utenti, è giusto che le mettiamo, perché chiedono, vabbè, il discorso anche di avere la Sardegna come potenziale circuito, perché comunque ci sono situazioni, allora c'è un Zitan che dice: nel centro Sardegna ho visto sempre tanto interesse per cronoscalate e rally, ma è un potenziale trascurato dai circuiti principali. Poi c'era anche il discorso di dov'era, che l'avevo segnato prima, siete tantissimi, eccolo qua. L'unica soluzione per la Formula 1 è il Gran Premio della Sardegna a Mores, in diretta su 131 Se tiriamo TV. fuori 50 milioni lo ospitano. Capito? Sì, no, poi noi siamo in grado di trasmetterlo. Non so se gli abbonati si quotano per trovare. Facciamo una colletta una colletta generale. Esatto. No, la domanda è chiaramente una è sul tema di cronaca di questi giorni, cioè il discorso del rally d'Italia-Sardegna che dal 2027 passa a Roma, quindi lascia la Sardegna per andare a Roma. Mi sembra di poter dire che sia un'altra scelta, almeno in questo momento, poi bisognerà vedere se effettivamente sarà così, però nel senso che va nella stessa direzione del discorso di cui parlavamo qualche secondo fa, cioè il marketing, la chiusura del campionato invece che come si faceva prima in Brasile con altre tappe in cui si va esclusivamente a monetizzare, perché questo è poi il discorso. Mi sembra che anche nel rally si stia andando in quella direzione, detto che comunque non per fare i campanilisti per forza di cose, però alla fine se per anni il rally è stato fatto in Sardegna e se tanti piloti di grande livello, del livello massimo del rally, hanno sempre amato la tappa sarda, un motivo ci sarà. Quindi forse perde anche un po' di specificità il campionato, lasciando la Sardegna. Però quello che ahimè devo dire, da persona che
lavora sia in Sardegna ma anche in aree motoristiche, diciamo come l'Emilia Romagna e la Regione Lazio, la comunicazione che è stata fatta sui Rally Italia-Sardegna era molto inferiore rispetto a tanti eventi motoristici a livello nazionale. E a me dispiace, perché noi sardi dovremmo sponsorizzare molto di più le nostre attività. Per dirti, cioè, per esempio, quando fanno gli eventi del WEC, la 1000 miglia, fanno comunicazione a man bassa, ma a man bassa che anche se arrivi dalla Polonia, sai che c'è la 1000 miglia a quel periodo. Il problema è che noi abbiamo degli spot straordinari, perché a livello di spettacolo il Rally Italia Sardegna fa 200-0 alla maggior parte dei rally mondiali. Il problema è che non l'abbiamo particolarmente pubblicizzato e a me dispiace, perché io l'anno prossimo lo racconterò in ogni dettaglio, perché voglio sottolineare che cosa si perderà, perché Roma non sarà bello come quello nostro. Però quello che dico sempre, ed è quello che ho detto anche a tante persone negli ultimi giorni, è che non deve essere un punto finale di un libro, ma deve essere una ripartenza. Cioè, io vedo il Rally Italia Sardegna come un po' il Gran Premio di Imola. Spiego. Il Gran Premio di Imola non ci sarà l'anno prossimo in Formula 1. Che cosa ha fatto l'autodromo? Dall'ultimo evento l'ha fatto in pompa magna, come un grandissimo evento, per far capire noi siamo in grado di riportarlo. È quello che dovremmo fare noi sardi l'anno prossimo per il Rally Italia Sardegna. Cioè non deve essere un punto finale e dobbiamo arrabbiarci del fatto che c'è la Roma. Noi dobbiamo far capire che il nostro evento è migliore di quello che arriverà. Dobbiamo far vedere le nostre specificità, quello che contraddistingue il Rally Italia Sardegna rispetto a quello di Roma. Perché Roma ti può dare sì il Colosseo, ma noi abbiamo degli sterrati che fanno paura dalla bellezza. Dovremmo puntare molto sulla comunicazione l'anno prossimo. L'obiettivo è quello proprio di spingere il fatto della specificità del tracciato, delle qualità e degli spot che ci sono, che offre la Sardegna, ma non ci dobbiamo limitare solamente al fatto che noi abbiamo dei bei posti, perché la differenza è la comunicazione. E il fatto di dire noi siamo sardi, noi abbiamo uno spot bellissimo e abbiamo un evento che merita, fa la differenza. Facendo unione e coesione a livello comunicativo, l'anno prossimo potrebbe essere veramente un evento straordinario, ma dobbiamo crederci tutti e non ci dobbiamo deprimere dal fatto che ce lo stanno togliendo, perché può essere sempre un punto di ripartenza per creare l'evento sempre migliore, per essere attrattivi per la federazione, perché la federazione guarda i numeri ma guarda anche i feedback. Se i feedback e i numeri sono positivi, si fa poi un progetto serio e sono sicura che AC Sardegna, AC Sport generale cercherà in tutti i modi di riportarlo. Però dobbiamo essere noi bravi a giocarci bene l'ultima cartuccia, se mi sto spiegando bene. Benissimo. Sì, poi come dice il nostro amato Davide, c'è il circuito di Baku Abyss che sicuramente non ha nessuno nel mondo. Dovremmo Nicoletta, fare, sì, quanti circuiti ci sono, quello sarebbe molto interessante. Esatto. Secondo me ci sono tante altre chicche che ancora non conosco e non vedo l'ora di scoprire. Esatto. Ma allora, guarda, intanto l'ultima domanda che ti voglio fare Vai. è quella sul Cagliari, chiaramente, Ah. perché poi nel tuo profilo dice parlo anche di calcio, Sì. quindi siccome abbiamo visto che eri allo stadio martedì in Coppa Italia contro il Frosinone, quindi ti chiedo anche un parere e un commento su questo nuovo Cagliari di Fabio Pisacane, come lo vedi, le differenze rispetto all'anno scorso, insomma. Allora, io quando è stato annunciato Pisacane, logicamente ero tanto curiosa, ma anche logicamente un po' impaurita, considerando che era il suo debutto in Serie A e sono sempre un po' delle roulette russe queste situazioni così. Invece dal primo momento, perché sono andata anche a vedermi, io guardo molto anche gli amichevoli, perché proprio gli amichevoli ti fanno capire tanto, perché giocano libri eccetera, contro il Saint-Étienne avevo detto ok, qua c'è del potenziale. Secondo me il Cagliari ha fatto un'ottima campagna acquisti rispetto a tante altre stagioni passate. Diamo anche merito a Giulini, perché si è sempre criticato tanto, ma quest'anno diamo il merito che ha fatto un'ottima campagna acquisti, a me è piaciuta molto. Vedo un Cagliari molto, molto libero, molto, molto spregiudicato, che è una cosa che sicuramente fa notevolmente la differenza. Vediamo, perché l'Inter non mi convince al momento al 100%, non mi convince Chivu, quindi se l'anno scorso con Inzaghi dice vabbè, non ce la si può giocare per una serie di ragioni, perché secondo me l'anno scorso l'Inter era molto più forte, secondo me a casa nostra, come dice il buon Vanzini, a casa nostra secondo me si può fare.
si può fare un bel risultato. Logicamente non bisogna entrare impauriti dall'altra parte c'è l'Inter, perché secondo me può veramente fare bene questo Cagliari. Lo vedo molto focalizzato, molto concentrato. Anche l'altro giorno contro il Frosinone sì, c'è stato un momento di defiance dopo il primo gol, però poi il Cagliari ha ripreso le redini. Secondo me la qualità che sta dando Pisacane è quello di dare l'anima alla squadra, cioè non serve solamente una figura competente che ti sappia mettere dal punto di vista tattico bene i giocatori, è il fatto di quando sei in difficoltà, che in una gara, in una partita può capitare, avere un allenatore così tanto diciamo focalizzato e concentrato sull'ambiente, dire ok, non dovete mollare, quello può fare la differenza, non adesso che siamo a inizio stagione, ma nel momento caldo della stagione, quando inizieranno a pesare i punti. Quindi al momento lo promuovo Pisacane, poi ovvio che la strada è lunga, arriveranno probabilmente come sempre i momenti di difficoltà, ma sono sicura che il Cagliari ha iniziato bene e sono molto fiduciosa su questa stagione. Vai allo stadio sabato? Non lo so, al momento non lo so. Work in progress, ho un po' di impegni da fare, perché ragazzi, cioè io tra la Formula 1 e il calcio, ragazzi, io tra poco inizio a impazzire, però sono contenta, posso dirvelo. Io su Cagliari sto trovando un ambiente straordinario. Cioè io per anni ho detto Cagliari è una scommessa per me rimanere qua. Mi sto rendendo conto che invece è un ambiente dove si fa tanto, c'è tanto amore per lo sport e se tanti mi hanno preso per pazza a rimanere qui, ora invece sto dimostrando che si può fare tanto, c'è tanto amore per il motorsport, c'è tanto amore per il calcio e sono molto contenta anche di questi inviti, perché vedere che c'è anche gente sarda che crede in me mi riempie il cuore di gioia, quindi vedremo su sabato, vi aggiornerò, tanto sulle storie virali. Esatto. L'ultimo commento, Luca, non so se riusciamo a metterlo, è perfetto. Il nostro utente dice se puoi portare in macchina Kilixo e così perde peso prima, cioè per farlo un po' ma vabbè, stile no, video. potremmo portarla a Singapore, perché vi racconto questa curiosità: a Singapore i piloti perdono fino a 4 kg, perché è una delle piste dove c'è il più alto tasso di umidità, quindi se volete lo portiamo. Bisogna fargli fare doppia tappa. Un 2 settimane a Singapore. Le prove libere che iniziano il lunedì. Va benissimo, per me va bene, scriviamo una bella lettera al posto di Tsunoda o da qualche parte, lo mettiamo assolutamente. Tra l'altro dico, visto il seguito che ha Kilixoi in Turchia, per me non so se sia al pari dei giapponesi, però sicuramente anche forse avere un pilota turco. Esatto. Secondo me si organizza. Secondo me si organizza. Se volete, va bene. Nicoletta, allora grazie intanto per essere stata con noi stamattina. Anche per te vale il solito invito che facciamo ai nostri ospiti di Buongiorno 131, cioè la stagione è ancora bella lunga, quindi contiamo di averti altre volte con noi. Esatto, e poi per il discorso dell'andare a scoprire i circuiti della Sardegna e quant'altro, organizziamoci, perché guarda, sicuramente noi siamo interessati io lo voglio fare, andiamo insieme, organizziamo, tanto noi abbiamo appunto il nostro zoccolo duro dei motoristi all'interno della redazione, per cui si trova il modo di realizzare. Marco Camba guida, fa le immagini e siamo a posto, siamo tutti felici. 131 on the road. Perfetto. Esatto, e tanto guarda, abbiamo fatto tante di quelle cose per cui possiamo fare tranquillamente anche questa. Io sono per l'avventura sempre e comunque, quindi per me a più posti avete ambito motori, più io vi dico di sì, quindi per me va benissimo. Va bene, allora lavoriamo anche su questo, va bene. Nicoletta Floris, grazie, la ragazza del motorsport, seguitela se già non lo fate sui social, Instagram, TikTok, insomma tutti i vari contenuti. Grazie, ci vediamo presto Nico, buona giornata. Ragazzi, ciao, alla prossima. Ciao. Perfetto. Sì. Eccoci qua. LDL. Che grinta, brava. Hai visto? Brava. Io non scelgo gli ospiti a caso, abbi pazienza, insomma. Avete capito chi è che si pavoneggia dei due? Non lo so. E anche oggi dovevamo fare un'oretta, bravissimo Gianluca, perché ogni volta la finiamo così. No, ma oggi siamo tanto, perché ci sono un sacco di cose da fare.
Ringraziamo c'è Riccardo qualcosa da Spignesi fare, che poi tra l'altro ha colonizzato praticamente la prima ora di trasmissione. È un amico Ricky, si scherza Esatto, ovviamente. esatto. Noi possiamo Si scherza scherzare perché con Ricky. possiamo permettercelo con lui e con gli altri. Leo con me il colesterolo, Luca con me il colesterolo, dice ma così insomma per chiedere un po' anche i fatti degli altri. Allora 11:35, siamo in chiusura. Siamo in chiusura giovedì, con Buongiorno 131, Esatto. ma ovviamente ci sono un giovedì molto carico di eventi anche sul fronte proprio 131, perché noi alle 15 saremo da Doppio Malto per la presentazione del settore giovanile del Cagliari, quindi realizzeremo alcuni contributi, interviste, foto, insomma come sempre. Poi alle 16 ci sposteremo ad Assemini per l'allenamento aperto del Cagliari, quindi anche lì vi racconteremo l'allenamento con solite foto, solita gallery di racconto appunto della seduta. E poi alle 19 ci sarà Fanta 131 live con il buon Luca Di Leonardo, e vediamo se ci sono anch'io, perché nel senso bisogna capire un po' come orari. Teoricamente dovrei riuscire a esserci, almeno a fare un salto, anche se non per tutta la trasmissione, ma siccome ho saltato le ultime due ci terrei a esserci stasera. Mentre domani, venerdì, ci sarà la conferenza di Fabio Pisacane, conferenza prepartita, quindi vi racconteremo anche quella, e poi di sera a Peritorres e soprattutto poi alle 19 la vigilia di Cagliari Inter, per vivere insieme appunto quella che è la sfida tra i rossoblù e i nerazzurri di Cristian Chivu. Quindi insomma non vi lasciamo da soli, come potete vedere, quindi vi aspettiamo di nuovo in diretta questa sera ore 19, sempre qui Fanta 131 live, consigli, ultime di formazione. Ce ne sono tante, tanti infortunati come sempre. Vabbè, Una succede Caporetto, così. esatto. Come sempre. Esatto. Quindi, caro Luca Di Leonardo, con Buongiorno 131 torniamo lunedì alle 10, as usual, come sempre. Grazie a coloro che ci hanno seguito in diretta, grazie a coloro che recupereranno la puntata in replica. Ringraziamo nuovamente Riccardo Spignesi e Nicoletta Floris per essere stati ospiti questa mattina. A lei, dottore. Salutiamo chiaramente anche le nostre amiche aziende, i nuovi abbonati, chi ha rinnovato, chi comunque ci fa compagnia ogni mattina. E l'appuntamento ovviamente per quanto mi riguarda è stasera. Ricordate, Fanta 131, andiamo un po' a snocciolare. Tra l'altro questa settimana non siamo riusciti, c'è online nel sito 131 ovviamente è la quarta giornata. Stasera faremo un po' il recap anche della nostra lega, non abbiamo avuto modo i primi giorni, stasera facciamo proprio un focus perché ci sono tante novità, è cambiato qualcosa in classifica e vediamo un po', ci saranno anche le probabili formazioni, perché ricordiamo che questa settimana la prima partita sarà sabato alle ore 15, Stadio Senigallia con Como Cremonese, quindi c'è un giorno, una mezza giornata in più per fare la formazione e conoscere almeno quello che diranno gli allenatori con le tante conferenze stampa. Very good. Ci vediamo stasera. Ciao Fra, ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Andiamo con la sigla. Ciao ciao. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire.
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.